Oggi avete scelto Agrigento, Capitale della Cultura 2025, per questo incontro dal tema Il futuro del mare, opportunità e sfide, un programma ricco e intenso che Mare Amico pone gli obiettivi, quello proprio della salute del mare. Sì, noi facciamo qui a Agrigento una conferenza stampa della manifestazione che si svolge però a Trapani. La facciamo qui perché abbiamo la sede regionale della nostra associazione. Mare Amico è alla 34esima edizione della Rassegna del Mare. In ogni Rassegna del Mare noi affrontiamo le tematiche più problematiche del mare, ma quello a cui tengo di più è dire che per Mare Amico il mare è sempre stato al centro, diciamo, del nostro obiettivo, diciamo, ambientalista, perché riteniamo che il mare sia centrale nello sviluppo sostenibile del nostro paese. Il mare per il Sud può essere veramente la chiave di volta per i nostri giovani che potranno trovare lavoro se si investe veramente sul mare. Noi ci siamo dimenticati, soprattutto come politica, di essere una penisola. Su quest'isola chiaramente non se ne sono dimenticati, ma posso garantire che al nord si sono dimenticati che l'Italia è una penisola. E come penisola al centro del Mediterraneo può solo credere nel mare e capire che lo sviluppo del mare con tutte le sue risorse può essere la chiave di volta per affrancare il Sud come si spera da tanti anni. Sì, noi ringraziamo il Presidente nazionale che ha fortemente voluto, avendo deciso di fare questa kermesse nazionale in Sicilia, ha fortemente voluto la presenza qui a Agrigento per la conferenza stampa e per la liberazione della tartaruga Caretta Caretta che avverrà tra qualche minuto a San Leone. Siamo felici di tutto questo, si è organizzato a Trapani, speriamo che magari la prossima volta fare un'altra manifestazione qui ad Agrigento. Sono presenti gli stati generali, il comitato scientifico, gli inviati della regione e della comunità europea e l'istituto zooprofilattico che ci ha concesso una caretta caretta curata e ora verrà rilasciata a San Leone. E oggi è una bella giornata per il mare e la tutela dell'ambiente. Parliamo di questa azione che svolgete, Mare Amico, in tutto il territorio nazionale, in particolare in Sicilia ad Agrigento, dove con la presenza, diciamo, del luogo è molto attiva verso ciò che è la tutela e la salvaguardia del mare. Mare Amico ha la funzione di sensibilizzare la politica a politiche corrette di tutela del mare. Sono anni che abbiamo fatto una battaglia perché si istituisse un Ministero del Mare, questa volta abbiamo un Ministero del Mare, certo la strada è ancora lunga perché occorre dare deleghe eccetera, quindi la nostra è una funzione di stimolo e di conoscenza delle nuove tecnologie che sono disponibili per tutelare le coste, per tutelare la qualità delle acque e pianificare un turismo più sostenibile dal punto di vista. Avete scelto Trapani per lanciare questa iniziativa? Mare Amico è sempre stato molto legato alla Sicilia e la Sicilia è stata legata a Mare Amico. La Sicilia è un'isola, quindi voglio dire le coste siciliane sono un patrimonio inestimabile per l'intero paese, quindi spesso veniamo in Sicilia, veniamo accolti molto bene e speriamo di poter restituire anche buone idee. Si fa abbastanza per la tutela del mare, mi riferisco in particolare alla nostra regione? Secondo me si fa ancora molto poco. Tenga presente che il mare da sempre è vita e ricchezza per le nostre popolazioni, fornisce cibo, più recentemente ricchezza da turismo, fornisce acqua. Quando si dice che nel mondo non c'è acqua, ma come? Il nostro pianeta è fatto per 2/3 di acqua. La tecnologia ci dice come prendere l'acqua dal mare senza creare danno ambientale e noi che cosa facciamo? Assolutamente nulla. Sì, ringrazio Mare Amico per aver voluto fortemente scegliere questa location, foyer del Teatro Pirandello, non si poteva non fare qui ad Agrigento quest'anno la conferenza stampa di Mare Amico, visto che Agrigento è capitale della cultura,
ringrazio quindi tutto il direttivo, il mare è al centro della nostra attenzione, il mare è anche una fonte di investimento per i giovani e grazie per questa opportunità.